Allora parliamo di un'opera pubblica importantissima, la Pedemontana. Quanto se ne è parlato? Carmelo Abate lo sa bene come giornalista. Sì, dalle parti tue. Hanno inaugurato i lavori di questa superstrada. Dopo quanti anni? Non lo so, ma insomma, un bel po'. In 5 anni si finisce. Intanto hanno inaugurato. Alessandro Pirozzi. Molto bene. Un territorio ricco di storia, tradizioni e cultura. Un territorio che è riuscito nel tempo a miscelare tutti questi ingredienti con un forte vitalismo economico e sociale e con una spiccata vocazione all'apertura internazionale. Questo è quanto è emerso qualche giorno fa, in occasione dell'inaugurazione dei lavori per la realizzazione della superstrada Pedemontana Veneta. Qui, a Romano de Zelino, in provincia di Vicenza, alla presenza delle autorità locali, dei lavoratori, dei cittadini della zona e della stampa, si è presentata questa infrastruttura, che potrà rappresentare un importante elemento di congiunzione tra le diverse specificità del territorio. Un vero fil rouge tra un passato ricco di storia ed un presente che guarda al futuro, come ricordato anche dal presidente della regione veneta, Luca Zaia. Può rappresentare una strada anche un elemento ulteriore di congiunzione tra diversi elementi del territorio? Diciamo che ai veneti serve per mobilità e per avere ovviamente quei vantaggi che fino ad ora non ci sono stati. A chi viene da fuori per visitare questi territori basti pensare che questa è la terra del Giorgione, del Canova, è la terra del radicchio rosso di Treviso, del radicchio di Castelfranco. Insomma è la terra veramente dell'enogastronomia e della cultura del Veneto. Oltre 90 km di strada, da Vicenza a Treviso, 5 anni per la realizzazione, 2200 lavoratori impegnati, un'opera che vede ora il suo inizio, dopo un lunghissimo periodo di gestazione. È 50 anni che abito qua, 50 anni che abito qua e 40 anni che sento parlare di questa Pedemontana. Prima era una strada percorribile soltanto per il territorio, dopo hanno fatto la Pedemontana. Lei pensa che possa essere un buon vantaggio per il territorio? Speriamo. In epoca di Notav i cittadini hanno risposto abbastanza bene, salvo delle eccezioni. Guardi, noi abbiamo ascoltato fino in fondo i cittadini. È una infrastruttura che rispetta i parametri di Kyoto per il sequestro del CO2, ha molte alberature, 32 passaggi per selvaggina, piccola o grande che sia, e soprattutto, ricordiamolo, 36 gallerie. Questo a dimostrazione del rispetto del territorio. A chiudere e a sancire l'inizio dei lavori ci hanno pensato poi la bontà dei prodotti locali e un bel brindisi di buon auspicio. Io manco lo sapevo. Insomma, sono 2000 posti di lavoro. Devo dire che quel prosecchino finale